tratta di fuel landing, una procedura di emergenza che è molto rara, però questo non vuol dire che non sia normale, che viene fatta quando un aereo decolla, che può decollare a norma con più carburante di quanto poi è il peso massimo dell'atterraggio, ma poi quando c'è un'emergenza subito dopo il decollo, il carburante a bordo è troppo per poter atterrare in sicurezza e bisogna scaricare. Ripeto, procedura rara ma capita. Altri video simili, questa è presa da Facebook, che ha convinto delle scie chimiche, un video dove si vede un aereo in atterraggio e che si sarebbe dimenticato, secondo il testimone di questo video, si sarebbe dimenticato di spegnere i musei, no? Allora, questo è anche un po' un paradosso, abbiamo un complotto perfetto, no? Dove noi siamo tutti dentro i piloti, i controllori di volo, i meteorologi, tutti, sì, i organizzatori del festival, però poi il pilota è talmente scemo che si dimentica di spegnere l'interruttore dell'atterraggio. In realtà questo è un fenomeno assolutamente comune, e tra l'altro il video originale non parla minimamente di scie chimiche, è un altro appassionato di aerei che ha fatto un filmato a Los Angeles, un aereo della Pacific, che atterra una giornata molto nebbiosa, molto umidità. In questo caso non si tratta di vere e proprie scie di condensazione dei motori, però è sempre la condensazione del vapore acqueo. La pressione, la variazione di pressione dell'aria sulle ali, sulle superfici, fa sì che la temperatura crolli improvvisamente e in quei punti l'umidità presente in atmosfera condensa. Fenomeni simili si vedono anche in Formula 1 e si possono avere anche ad alta quota. Questo è un altro video dove addirittura era proprio l'altro pilota che seguiva questo aereo che ha filmato e dove vediamo se riesco a far credere agli alpinisti che questo sono irrogazioni, infatti ci sono cascati. Poi c'è un'altra categoria di prove che non sono più prove oggettive, diciamo, ma sono testimonianze piuttosto. Ce ne sono tante, ho preso questa che è molto simpatica, trovate da qualche parte il video, secondo il quale Rafael Correa, il presidente dell'Ecuador, avrebbe detto che abbatterà gli aerei che rilasciano le scie chimiche, quindi le scie chimiche esistono. In realtà non è così perché Rafael Correa sì, ha un problema serio, ed è il fatto che in Colombia la lotta ai narcotrafficanti prevede anche l'uso di pesticidi per distruggere le colonie di agricoltori di cocaina, di fuori di coca, e queste agricolture sono spesso sul confine con l'Ecuador. Gli aerei tendono a sparare questi inquinanti anche oltre il confine e chiaramente l'Ecuador è arrabbiato perché rovina le falde e portate, insomma, poi ci saranno anche altri motivi politici di cui non sono a conoscenza. Però questo è un esempio di un problema reale, un problema ambientale reale, che viene trasformato e usato per dire cose che non esistono. Ripeto, una carrellata molto veloce perché siamo pochissimi impegnati. Andando un po' più nello specifico nostro, siamo a Pordenone, sul Friuli-Venezia Giulia, e questa è una foto che ho fatto io questo ottobre. Fulvio, tu conoscerai sicuramente la formazione, questo è un arco solare con una serie di fenomeni, guardi di frazione del sole. Questa foto qua è la prova che quello è ghiaccio, perché questi angoli, il diametro di questo cerchio, la posizione di queste zone più chiare, è spiegabile solo se quello che vediamo da solo è ghiaccio. Se fosse un'altra sostanza avrebbe altri angoli. Questa è una carta delle aerovie della nostra regione. Quella macchia rossa che vedete qui, R49 nord e R49 sud, è una zona che è riservata per le esercitazioni militari. Quindi vedete la scritta FL 370, significa che dal suolo fino a 7.000 piedi di quota, quella zona può essere riservata per le esercitazioni militari. Il che non vuol dire che sia sempre bloccata. Innanzitutto si può solo volare sopra i 37.000 piedi, gli aerei possono arrivare tranquillamente fino a 40.000. Secondariamente è una zona che viene riservata solo quando ci sono esercitazioni, per cui un aereo può passare se la zona non è chiusa. Oltre a questo vediamo delle cose interessanti. Qui più in Trieste, vedete, ci sono due aerovie molto importanti, quella che dall'Adifaro di Chioggia va verso Lubiana. Questa qui è una linea che viene coperta moltissimo da aerei russi che da Rimini vanno verso Mosca e tutti gli aerei che dalla Spagna e dal Marocco vanno verso Vienna. E poi c'è un'altra aerovia che è ancora più trafficata e da Bolzano passa verso Pola. Ecco, questa qui passa a pochi chilometri da qui in pianta. Se uno si prende anche sul sito Flight Radar è un sito che permette di vedere in tempo reale il volo degli aerei.
e in più anche la registrazione dei voli passati, sfondamento costruito ogni giorno. E qui se si prende un giorno a caso vedete ci sono tantissimi aerei come su questa direttrice che dice no, così, Pordenone se non sbaglio qui, ma siamo a circa 10 km, altri aerei, questi aerei che passano non c'entrano quasi mai niente con gli aeroporti locali. Quindi faccio un esempio, questo è un aereo che da Londra, un Boeing 747, quindi è piccolo, un aereo che da Londra viaggia verso Nairobi. Se andate su Google Maps, su Google Earth, prendete Nairobi, Londra, vedete che la geodetica, la linea ideale di minima distanza, passa per quelle nostre parti. E così avanti sono altri aerei, vedete, diversi aerei che tutti passano proprio sopra la verticale, quasi in Pordenone, e l'altro qua sul confine di Nuovo Veneto. Quindi vedere aerei nella nostra regione dove si è assolutamente normale, se ovviamente le condizioni lo permettono. Poi, visto che abbiamo anche diversi momenti quali del comitato scientifico, loro hanno fatto un filmato che ha dato abbastanza allarme sul fatto che avrebbero analizzato della neve e avrebbero trovato dei valori anomali di alluminio. Allora, io vi sono dato filmato e ho fatto un paio di considerazioni. Venerdì 18 aprile dicono che era stranissimo che... Prego, ma io non devo nascondere. Sono assolutamente pronto a convocare. E dicono che è stranissimo che ci fosse una neve il 18 di aprile. Allora io sono andato sul sito dell'OSME, che è un bellissimo sito meteo, perché davvero da quando l'hanno organizzato ci sono tantissimi dati statistici da analizzare, e semplicemente scopro che la media delle ultime nevicate nel periodo 79-80